Quando gli agenti hanno bussato alla loro porta hanno capito subito che la questione era probabilmente quella legata all'utilizzo sul proprio PC e su altri dispositivi di materiale pedopornografico, perché ci sono anche due veneti tra le 11 persone denunciate in un'indagine della Polizia Postale del Veneto che ha risvolti transnazionali che ha portato a perquisizioni in Veneto, certo, ma anche Toscana, Abruzzo, Trentino, Lazio, Sicilia e Sardegna. Alcuni erano già noti agli investigatori per vicende analoghe, avevano in casa migliaia di supporti ottici contenenti materiale di pornografia minorile. L'operazione Ublic ha preso avvio da alcune informazioni segnalate agli investigatori italiani da colleghi tedeschi che hanno attivamente collaborato alle indagini. Il materiale che abbiamo trovato essenzialmente sono computer casalinghi, abbiamo trovato anche laptop, abbiamo trovato chiavette USB, abbiamo trovato memorie esterne particolarmente capaci e ricche di immagini e abbiamo trovato moltissimi supporti ottici, perciò i vecchi CD-ROM oltre a naturalmente i DVD, perciò purtroppo materiale con delle capacità di memoria estremamente elevate e perciò un elevato numero di immagini pedopornografiche. Gli indagati utilizzavano piattaforme di condivisione di file per scambiarsi materiale illecito, rimanendo nell'anonimato. Queste persone condividevano cioè video aberranti in cui dei bambini, anche piccolissimi, vengono sfruttati sessualmente. Nessun errore, anche se può capitare, di scaricare involontariamente file illegali dal proprio PC. Non è questo però il caso. Una delle nostre preoccupazioni principali quando svolgiamo la nostra attività investigativa è quello di cercare di discriminare i soggetti che per errore, proprio per le diverse denominazioni, noi tecnicamente li chiamiamo in gergo fake, ovvero file che hanno contenuto illecito che vengono nascosti attraverso titoli che nulla hanno a che fare con il materiale vietato. Perciò a questo punto uno degli indicatori principali è quello della quantità del materiale.